prima edizione del 2023, buon anno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Apriamo con il bilancio degli incidenti causati dai festeggiamenti della notte di Capodanno e dell'uso dei botti. Ricoverato in chirurgia plastica un 11enne di Catania che a causa dello scoppio di un petardo ha riportato una ferita lacero contusa alla mano sinistra. Ricoverato anche un 47enne che, usando fuochi pirotecnici, si è ustionato riportando escoriazioni al volto. Sono stati fermati nella notte dai carabinieri 3 presunti responsabili dell'omicidio di Slimane Marouane, un tunisino di 40 anni ucciso a sprangate all'alba di Capodanno mentre usciva dalla discoteca La Dolce Vita di Vittoria nel Ragusano. Sono 2 minorenni e un maggiorenne. Il movente la frase di troppo che la vittima avrebbe rivolto ad una ragazza. Restiamo nel Ragusano, tragedia. Ieri mattina una donna di 81 anni con un infarto in corso, residente a Marina di Ragusa, è deceduta all'interno dell'ambulanza del 118 durante il tragitto per l'ospedale Maggiore Baglieri di Modica. A bordo del mezzo sanitario né medico né infermiere. Chiudiamo con una lieta notizia. È nata allo scoccare della mezzanotte la prima bimba del 2023, la prima in Italia. Si chiama Elettra ed è stata partorita al reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, diretto dal professor Giuseppe Ettore. Auguri quindi ai genitori Daniela e Calogero. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.